continuato a seguire il nostro convegno. È un piacere di sentire i frutti di qualcosa che abbiamo discusso tanto tempo fa, come fare questa nuova serie di convegni e come strutturarli. D'altra parte mi scuso perché io non ho il brillo di Oliver, dunque sarà tutto un po' più semplice, e anche perché il Mar Tirreno è un mare dove non ho nuotato, dunque io non so quasi niente del soggetto, dunque sarò un pubblico ignorante ma molto interessato per le vostre conferenze. Ecco. La prima è quella del collega Andrea Fara, che è il professore associato di storia medievale alla Sapienza. Si è occupato molto di storia economica e sociale del Medioevo, come lo sapete tutti voi, soprattutto di fenomeni di crisi e carestie, di mercanti e banchieri, dunque proprio un specialista dei nostri temi. Il titolo della sua relazione è Economie del mare e dal mare a Roma e in area romano-tirrenica nel lungo 400. Prego. Grazie. Allora, anch'io devo ringraziare tutto il comitato organizzatore per avermi voluto invitare e soprattutto il collega Antonio Musarra che mi punzecchia sempre su questi argomenti e mi tira sempre su queste cose veramente molto interessanti. Allora, innanzitutto vorrei precisare alcune caratteristiche geografiche e fisiche. Non ho purtroppo delle immagini, le avevo fatte, ma secondo la legge di Murphy, se qualcosa può andare male sicuramente lo farà, e quindi ho dimenticato la pennetta a casa. Quindi, innanzitutto, caratteristiche geografiche e fisiche della costa romano-tirrenica, che per semplicità viene spesso definita laziale, sebbene dal punto di vista storico, medievale e moderno, non esiste un appellativo che accomuni i territori oggi compresi nell'unità amministrativa che indichiamo come Regione Lazio, e quindi neppure il termine di costa laziale. Ecco, questo lungo tratto di costa, che più o meno si estende per circa 360 km lungo il versante tirrenico dell'Italia centrale, dalla foce del fiume Chiarone a nord fino alla foce del fiume Carigliano a sud. Il litorale settentrionale, l'attuale provincia di Viterbo, da Tarquinia fino a Fregena e Santa Marinella, presenta un paesaggio sabbioso, spesso con ampie spiagge e dune e anche zone umide. Il litorale centrale, più o meno l'attuale provincia di Roma, da Fiumicino e Ostia fino ad Anzio e Nettuno, ha un paesaggio costiero prevalentemente sabbioso e pianeggiante, con dune costiere e pinete retrodunali, con foci fluviali importanti e innanzitutto quella del Tevere, vicino a Ostia. Il litorale meridionale, l'attuale provincia di Latina, con insediamenti importanti come Terracina, Formia e Gaeta, ha una costa spesso alta e rocciosa, con promontori, in particolare il Circeo, e scogliere calcaree alternate a spiagge sabbiose e anche qui zone paludose, per lo più oggi sono bonificate. Vi agisce principalmente una corrente tirrenica costiera, che si muove in genere da nord a sud, parte del più ampio sistema delle correnti del Tirreno, a loro volta dipendenti dai movimenti del Mediterraneo. La corrente tirrenica settentrionale, che parte dal Mar Ligure, influisce anche sulla parte nord del litorale che esaminiamo, e in generale le correnti risultano deboli e stagionali, intensificandosi in primavera e autunno, quando aumentano i venti e la differenza di temperatura tra le acque costiere e quelle più profonde. La direzione dominante della corrente è nord-sud, ma può cambiare localmente, appunto in relazione ai venti e in relazione alla forma particolare della costa, molto diversa, dalla presenza di foci fluviali. E in questo contesto i venti hanno un ruolo chiave. Il maestrale da nord-ovest spinge le acque verso sud-est, il libeccio da sud-ovest crea moto ondoso forte e spinge le acque verso terra, lo scirocco da sud-est porta masse di acqua calda, più calde e umide, verso nord-ovest, e questo poi provoca tutta una serie anche importanti di erosioni lungo la costa. Questa geografia ha influito assai sulla struttura politica ed economica del territorio, segnato in particolare dal Tevere, che è un confine permeabile, ma tale
da dividere in modo netto l'area e la costa della Tuscia a nord del suo percorso dall'area e dalla costa del Latium propriamente detto a sud, ma come ti dicevo il termine indica solo alcuni territori di questa parte meridionale della costa. Esistevano quindi due grandi aree subregionali, il patrimonio di San Pietro in Tuscia a nord e la campagna marittima a sud, separate tra loro da un punto di vista tanto geografico quanto amministrativo. Nella tradizione storica dello Stato dei Papi, queste due grandi ripartizioni territoriali ne racchiudevano a loro volta una terza, molto più importante, costituita dalla città di Roma e dal suo districtus, con una forte autonomia amministrativa e finanziaria, senza dimenticare peraltro altre aree subregionali, per esempio la Sabina. Ecco, si può quindi intuire il complesso rapporto tra insediamento umano e territorio, fiumi, coste, mare e paesaggio, definendo aree a vocazione produttiva diversa. A nord, fino a Corneto, un'area granaria assai fertile, a sud fino a Terracina la natura più limitata dei suoli, a volte anche paludosa, rendeva più facile l'economia del bosco, della pesca e in alcuni casi della vigna. Resta l'immagine di una regione, tra virgolette regione, che nel corso dei secoli ha vissuto e per molti versi continua a vivere tra terra, fiume e mare. Ecco, in questa sede io non mi soffermerò su ogni singolo settore economico, commerciale e finanziario, sarebbe veramente troppo complesso. L'idea quindi è più quella di offrire una panoramica del complesso sistema marittimo-fluviale romano-tirrenico che fu assai integrato, da comprendere peraltro all'interno del ciclo economico europeo dell'Europa medievale e più in particolare cercherò di fare un discorso anche in questo caso forse tradendo un po' il titolo, focalizzando un po' il lungo periodo nel Medioevo centrale e basso e poi il lungo 400 magari dedicando maggiore attenzione nello scritto e in questo modo cercherò anche di mettere in evidenza indirettamente i singoli settori economici. Allora, bisogna innanzitutto aver presente, come ricorda Annalisa Marsico in un bel volume sul Tevere, che i traffici marittimi che interessano Roma dipendono quasi sempre dall'uso congiunto della via di mare e della via di fiume. Il quadro degli scambi durante l'Alto Medioevo vede senz'altro una drastica contrazione, ma questa appare in qualche modo commisurata alle mutate esigenze di una città che tra fenomeni di abbandoni e di strutturazioni sembra conservare una continuità di vita senza giungere mai al collasso definitivo, rimanendo comunque uno dei centri di consumo più importanti dell'Occidente, con una quindi continuità d'uso delle strutture portuali, tanto costiere quanto fluviali, la vitalità delle vie marittimo-fluviali, la persistenza dei traffici commerciali tra le diverse sponde del Mediterraneo. Ecco, bisogna immaginare che nell'urbe, certamente, ripeto, in relazione al momento, affluivano via terra, ma soprattutto via mare e via fluviale, da aree produttive diverse, sia prossime che lontane, grano, olio, vino, legumi, carni, formaggi, pesce, frutta, vasellami, tessuti, più o meno di lusso, metalli preziosi e non, legnami, cera e così via. Tutto questo, sembra banale dirlo, ma non tanto per Roma che è stata indagata relativamente da questi punti di vista, presuppone la presenza di naviglio di diversa qualità e quantità e strutture atte almeno al ricovero oppure alla manutenzione. Alla fine del X secolo Gregorio di Tuscolo è il primo a fregiarsi del titolo di prefetto navale, lasciando ipotizzare un'embrionale struttura di controllo sulla costa, in quel momento in mano a questa potente famiglia aristocratica romana. Nel secolo successivo la stessa famiglia si conferma avere interessi assai variegati legati al litorale romano-tirrenico, imprese mercantili diverse, controllo della costa e della navigazione, degli approdi e delle esenzioni, persino promesse di soccorso per mare e per terra in favore dei pisani. Questo sarà contento Antonio, bisogna salvare i pisani, non i genovesi. Nello stesso periodo le carte del monastero dei Santi Cosma e Damiano ricordano numerosi membri di un ceto mercantile romano molto vivace che operano in una zona di Trastevere e lungo il Tevere, in particolare, e questo è interessante perché ci dà proprio l'idea della continuità e della trasformazione, presso i porti di Ripa, sulla riva destra del fiume, all'altezza dell'antica Porta Portuense, per il movimento commerciale proveniente dal Tirreno e di Ripetta sulla riva sinistra all'altezza
delle attuali chiese di San Rocco e San Girolamo, per l'arrivo delle imbarcazioni che scendevano dall'Umbria e dalla Sabina, da Orte o da Tivoli, in questo caso tramite l'Aniene. Ecco, proprio queste via di fiume, via di mare, attraverso il Tirreno, ma in senso più ampio attraverso il Mediterraneo, questi negoziatores mantenevano dirette e proficue relazioni economiche, commerciali e finanziarie con e per i pontefici dell'epoca, persino con le terre musulmane dell'Africa settentrionale, con il benestare per conto pure di Gregorio VII. L'importanza del Tirreno e del Mediterraneo in generale per la vita economica, politica ed economica della città e del suo territorio è ben attestata nel corso del XII secolo, quando il comune di Roma, in questo caso, e i consules mercatorum et marinariorum urbis, stipularono una serie di accordi commerciali con Pisa e Genova nel 1151, nel 65-66 e nel 74. L'abbinamento delle due associazioni, mercanti e marinai, chiarisce l'articolazione del gruppo dirigente municipale romano, la cui affermazione appare in linea con quanto si riscontra in altri contesti urbani dell'Italia contemporanea, ma anche gli interessi marittimi di questi operatori romani, così come il loro inserimento nel grande circuito commerciale e finanziario internazionale, con presenze, come ci ricorda per esempio Marco Venditelli, con presenze e interessi a Milano, Bologna, Pisa, Genova, Napoli, Palermo e anche oltre, e gran parte dell'Europa, per esempio l'area francese, l'area imperiale, l'area anche inglese, fino alle fiere della Champagne. In modo speculare è da notare come tanto Pisa quanto Genova fossero allora fortemente interessate alle coste e ai mercati romani, al punto da superare, almeno in quel momento, la loro proverbiale concorrenza. L'interconnessione con le due maggiori potenze tirreniche evidenzia peraltro la propensione di Roma e dei Romani verso i traffici marittimi e fluviali, la possibilità di scambio lungo il Tirreno centrale e settentrionale e anche oltre, una certa capacità di controllo su buona parte del litorale di competenza, perché in questi documenti si ricordano come pertinenti all'urbe gli approdi di Corneto, Civitavecchia, Santa Severa, Porto, Ostia, Astura, Terracina, quindi diciamo praticamente l'intera attuale più o meno costa laziale. E ancora l'esistenza di una vivace attività portuale, sia marittima che fluviale, però sempre più focalizzata sui porti di Fiume, Ripa e Ripetta, e di nuovo la presenza di strutture diverse per l'ormeggio di imbarcazioni di diverso tonnellaggio. Quelle più comuni per i traffici fluviali di dimensioni più contenute, le fonti ricordano barche, barchette, barcotti, burchi, fuste, ma anche qualche galea di maggiori dimensioni. Senza dimenticare uffici e depositi vari per merci e materiali, attrezzature più o meno stabili per l'alaggio, il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione. È tutto peraltro appunto inserito e favorito nella fase espansiva che caratterizza quei secoli e, cosa molto interessante, in questo momento praticamente in sostanziale autonomia dal potere papale, quindi anche qui c'è tutto un discorso da fare, Roma non è solo quella papale, insomma, c'è tanto altro che si muove dietro. Inoltre, è bene ricordarlo, ognuno di questi scali era tanto il punto d'arrivo di una fitta rete di commercializzazione dei prodotti dell'entroterra, appunto grano, vino, olio, eccetera, quanto il centro di smistamento per le merci ancor più varie che giungevano dal Tirreno e dal Mediterraneo in direzione di Roma oppure per altrove. Si pensi per esempio proprio a Corneto, punto di rilievo nella rete del traffico marittimo commerciale del Tirreno, mettendone in comunicazione la costa settentrionale con quella centrale, con Roma appunto, e quella meridionale con Terracina e Gaeta, ma più in generale del Mediterraneo, rivestendo già dal XII-XIII secolo, come ci ha ricordato per esempio Abulafia, un ruolo fondamentale per gli scambi a lungo raggio, in primis per la compravendita di grano tra Genova e la Liguria, la Toscana, la Sicilia, l'Africa del Nord e la penisola iberica. L'interesse politico ed economico per la costa romano-tirrenica è confermato nel 200. Abbiamo tutta una serie di documenti che attestano l'interesse per i porti di Ostia e sempre più in particolare per Ripa e Ripetta. Ecco, insomma, l'urbe continuava a essere servita da un porto, o meglio da un insieme di porti, di scali, di approdi. Simone ci ricordava oggi anche la funzione importante delle semplici spiagge,
lungo le coste tirreniche di pertinenza e orbitanti sul Tevere, che esprimeva, ricordando ancora una bella definizione della Marsico, la via percorribile di dimensioni maggiori all'interno della cinta muraria. A sua volta fulcro di una complessa rete idrica tra fiumi, in particolare l'Aniene, rivi di diversa grandezza e importanza, canali all'aperto, condotti sotterranei. Gli scali marittimi di Ostia e Porto, collegati ai porti sul fiume, che in quel momento era navigabile fino a Orte, fungevano da controllo a questa navigazione marittimo-fluviale. Non di rado la merce che giungeva presso i ricordati scali della costa veniva trasbordata per praticità o velocità, per incapacità del capitano o del timoniere, per cattivo tempo o altro, su imbarcazioni di stazza minore che potevano risalire più facilmente il Tevere, nel caso anche tramite alaggio. Abbiamo sentito anche casi simili stamattina. Bisognava comunque essere avvezzi a questo tipo di navigazione tra mare e fiume. Tra la metà e la fine del secolo, per esempio, descrivendo le rotte tirreniche, il Portolano, che anche questo che ha richiamato Simone oggi, lo compasso de navegare, ricordava che la foce de Roma è buona all'enno sottile. E nello stesso periodo, come è noto, Genova e Pisa giungevano allo scontro della Meloria, che vide la prima uscirne vincitrice e acquisire una posizione di maggior controllo sulle rotte tirreniche. Non fece eccezione certamente l'area romano-tirrenica, che conobbe un più stretto inserimento nel circuito mercantile genovese, anche se ovviamente non tutte le imbarcazioni che giungono a Roma sono liguri o di provenienza ligure. Il trasferimento del Papa e della Curia ad Avignone ebbero un impatto certamente negativo sull'economia della città, cui venne a mancare uno dei principali centri di spesa, di domanda e di offerta. In ogni caso, tra alti e bassi, come mettono in evidenza per esempio i bei libri di Dario Internullo, l'urbe proseguiva la sua vita politica ed economica, più o meno inquadrata nelle istituzioni comunali, più o meno vicine all'autorità papale. Alcuni documenti restituiscono proprio degli squarci in questo contesto. Per esempio, tra il 1339 e il 44, per volontà di Benedetto XII, che in quel momento evidentemente non è a Roma, furono avviati costosi lavori di rifacimento del tetto di San Pietro con l'arrivo dalla Calabria angioina di ben 26 alberi de bono abeto, da cui ricavare travi lunghe, robuste e di grandi dimensioni. Lo sappiamo, la fonte un po' ce lo racconta, l'ingombrante carico viaggiò via mare lungo il Tirreno meridionale, per poi essere trasferito via fiume fino a Ripa, dove fu stoccato nei locali magazzini e fu quindi caricato su sandali a fondo piatto per risalire ancora il fiume fino a un altro scalo presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, vicino quindi al cantiere. E il legname fu infine depositato presso la chiesa di Santa Maria Transpontina e da qui gli operai in prima persona con l'ausilio di carri trainati da bufali trasferivano il materiale alla fabbrica dove veniva lavorato e messo in posa, quindi un sistema estremamente complesso, ripeto, tra mare, fiume e terra. Per il giubileo del 1350 Buccio di Ranallo descrive il dinamico porto di Ripa, con imbarcazioni numerose di diversa tipologia e provenienza, di mare e di fiume. Dice la fonte, 1000 vascelli, più di 200 legni, con un'indicazione certo molto sensazionalistica evidentemente, però in cui spiccano in questa descrizione anche la presenza di 5 galee, quindi ci dà l'idea che comunque le strutture portuali romane siano anche abbastanza in grado di ricevere questo tipo di imbarcazioni. Ecco, queste recavano in città prodotti quanto mai vari, di provenienza tirrenica, ma più in generale mediterranea, dai più attesi grano e vino fino ad arance e frutta fresca, evidentemente appunto di provenienza mediterranea. Nello stesso periodo l'anonimo romano ricorda una galea de Mercatanzia di Giovanna I di Napoli, che proveniente da Ponente aveva incontrato vento forte. Invece di cercare il riparo a Civitavecchia, il capitano aveva affrontato le foci del Tevere, dove però l'imbarcazione si era arenata proprio all'imboccatura tra Ostia e Porto, con un carico di tessuti e spezie, tra cui pepe e cannella, per un valore di circa 20.000 fiorini. Ne approfittò Martino da Porto, nobilis locale, che saccheggiò e vendette la merce perché, a suo dire, secondo l'anonimo romano, chi pericola in mare pericola per terra. Poi questa è una cosa molto interessante, poi Martino a un certo punto viene anche catturato e verrà condannato a morte.
ma è un'altra storia. In tal senso, negli statuti comunali del 1360-63 si evince ancora una volta, in modo chiaro, l'interesse delle autorità municipali per l'intera fascia costiera romano-tirrenica, che, come ricorda Luciano Palermo, con tutti i vari scali marittimi in essa presente, era considerata da un punto di vista fiscale come un unico porto, controllato dalle magistrature cittadine. Si trattava, come detto, di porti, scali, semplici approdi che costellavano tutto il litorale fra l'Argentario e Terracina di pertinenza della dogana di mare di Roma, proprio per l'importante ruolo ricoperto per la città. Questi confini giurisdizionali sono chiaramente delineati dalla fonte, che ricorda, citandola in traduzione, che i cittadini romani possono commerciare liberamente qualsiasi articolo in tutto il districtus e da Monte Alto fino a Terracina. Le notizie divengono più numerose e dettagliate proprio tra la fine del 300 e gli inizi del 400, quando il Papa rientra a Roma, segnando la riorganizzazione degli spazi politici e urbani cittadini al fine di rispondere a una crescente e diversificata domanda di beni e servizi esercitata da una popolazione romana e non romana, laica e clericale, che è in rapido aumento. E questo favorisce lo sviluppo economico di una città che diveniva e non solo centro della Christianitas, ma appunto diveniva capitale di uno Stato regionale, punto di riferimento di una rete economica e commerciale e finanziaria assai ramificata a livello tanto locale quanto internazionale, fino a diventare uno dei principali centri d'affari dell'epoca. Questo articolato panorama trova un pendant proprio nelle strutture costiere e portuali, marittime e fluviali. E infatti, per far fronte alle necessità politiche ed economiche legate a questo suo, tra virgolette, nuovo ruolo, Roma organizza o riorganizza abbastanza velocemente queste strutture, sviluppando questa sua peraltro già spiccata dimensione marittimo-fluviale come altri centri distanti dal mare o relativamente distanti dal mare come Pisa e Valencia. Sulla parte settentrionale delle coste romano-tirreniche di competenza, oltre a Corneto, ora si va sempre più distinguendo Civitavecchia. La funzione di Corneto resta collegata alla produzione granaria del patrimonio, si pensi al caso di Cencelle, mentre la seconda, per vicinanza a Roma, svolge un'importante attività di interscambio e approvvigionamento, o per via terra lungo l'Aurelia fino alla dogana di Sant'Eustachio, oppure, come detto, attraverso il trasbordo su barche di stazza minore che riprendono il mare e poi fiume. E quindi arrivano a Roma e a Roma praticamente le banchine romane sono affollate, le fonti ci descrivono veramente una realtà portuale estremamente dinamica e estremamente affollata. Ecco, si trattava dunque di un vero e proprio sistema portuale marittimo-fluviale organizzato per soddisfare i bisogni di una Roma assai dinamica che aveva, citando ancora Luciano Palermo, caratteristiche di una città mercantile, per certi aspetti perfino quelle di una speciale repubblica marinara. Per esempio, per il solo trimestre, non ce ne sono tantissime fonti, però per esempio per il trimestre aprile-giugno 1428 il registro di Ripa e Ripetta ricorda 80 approdi, 36 barche, 15 naviglie, 14 schifetti e così via, per complessivi circa 124 viaggi. Gli arrivi registrati sono giornalieri, con un minimo di 1 e un massimo di 9, e non di rado i convogli viaggiano in 2 o 3 o addirittura fino a 6 per meglio rispondere a eventuali attacchi pirati sulla costa e sul fiume. E si trattava in generale di tipi adatti al piccolo e medio cabotaggio, comuni nei mari italiani, per lo più costruiti nei cantieri di Genova, Pisa, Malfi, Genova, forse anche della Corsica, e da lì provenienti appunto con il loro carico quanto mai vario. Dalla metà del 400 la situazione sembra evolvere abbastanza velocemente. La città continua la sua espansione e perciò si provvedeva al rilancio e all'implementazione delle strutture portuali marittime e fluviali e più in generale anche della cantieristica, dove erano allestiti o sottoposti a lavori di ordinaria manutenzione diversi navigli, tramite capitali sia pubblici, con risorse provenienti da diversi cespiti e uffici, che privati, con il coinvolgimento, come ricorda per esempio Ivan Haidt in alcuni testi molto interessanti, con il coinvolgimento dell'oligarchia mercantile cittadina al centro a sua volta di una ramificata rete di traffici e interscambi commerciali sia in ambito regionale, peninsulare e mediterraneo.
A Niccolò V si devono per esempio alcuni interventi per il mantenimento delle infrastrutture portuali fluviali, ma anche l'idea di una loro evoluzione verso un vero e proprio arsenale, valorizzando alcune strutture già in essere per costruire galee per la crociata contro il turco. Callisto III riprende con maggiore organicità e investimenti il progetto di una fabbrica Galearum, un vero e proprio arsenale che in effetti vede la luce sulle rive del Tevere, ma su questo non mi dilungo, ne abbiamo discusso parecchio, però è qualcosa che effettivamente esiste alla metà del 400, c'è testimonianza almeno della costruzione di una decina di galee proprio sul Tevere, quindi facendo convergere su queste strutture uomini, mezzi, ovviamente la maggior parte viene da Genova, ma molti vengono per esempio anche dalla penisola iberica. Quindi proprio là il tentativo di cercare ovviamente le competenze migliori sul mercato. Sempre nel corso del 400, ancora su iniziativa di un potere papale sempre più consapevole della necessità di riorganizzare il territorio dal punto di vista tanto politico quanto economico, fu progressivamente potenziato il sistema di difesa costiero contro i pericoli della pirateria, della guerra di corsa, delle incursioni turche ovviamente, ma pure contro le ingerenze dei baroni romani dall'entroterra. Il porto di Civitavecchia viene senza dubbio molto favorito, conosce investimenti crescenti e assieme a questo in altri scali di interesse, per esempio Montalto, Corneto, Santa Marinella e Terracina, sono costruite o ricostruite le rocche al comando di castellani e con lo stanziamento di contingenti armati per il controllo della costa, appunto. L'attenzione verso queste coste romano-tirreniche e il Tevere si struttura ancor meglio nel corso del Cinquecento, con un papato che organizza sempre di più il mantenimento di installazioni di costa e di fiume. Si pensi solo alle necessità del grandioso cantiere per la nuova Basilica di San Pietro, oppure a un'imposta abbastanza nota, quella di Leone X, per la corretta manutenzione del letto del Tevere nel 1521, che deve ricadere su proprietari e gestori di burchi, barche e burcotti che viaggiano sul Tevere. Parallelamente il papato continuò a farsi promotore di un sistema di difesa e di controllo delle coste di propria pertinenza, sia di terra, appunto con rocche e torri di guardia sempre più puntuali sul territorio, ma anche di mare, con la progressiva organizzazione del pattugliamento delle coste, con l'armamento e il mantenimento di una squadra navale pontificia a partire dal 1523, propriamente realizzata però solo con Sisto V alla fine del secolo, ma qui evidentemente entriamo in un altro mondo e io qui mi fermo, grazie. Grazie al collega Faro. Le discussioni le terremo alla fine di tutte le conferenze. Così mi hanno detto, sì. Ecco, continuiamo con la lezione del professore Tocco, ordinario all'Università di Messina, molto conosciuto per il suo libro Il Medioevo Mediterraneo e per altri lavori sul Regno di Sicilia nell'epoca angiovina e aragonese. Il suo titolo del suo intervento è Napoli e il controllo del Tirreno meridionale, secoli XIII-XV. Grazie a tutti, grazie soprattutto a questa vera e propria chiesa del sapere che è l'Istituto Veneto, un luogo incredibile nel quale, come dire, mi onoro di essere entrato e di poter parlare. E quindi ringrazio tutto il comitato scientifico e sono veramente contento di fare parte di questa navigazione, diciamo, che sta salpando adesso, sperando poi di arrivare in porti lontani e redditizi. E iniziamo. La tavola Strozzi, lo splendido ritratto di Napoli e del suo porto, con la sua fila di navi impavesate che si snodano attorno al molo di recente costruzione, motivo di orgoglio per la città, richiama tra le altre cose anche la forza marittima partenopea della seconda metà del XV secolo.
Questo trionfo navale è la riproposizione più o meno idealizzata del ritorno della flotta di Re Ferrante d'Aragona, Re Ferrante di Napoli, dopo una vittoria cruciale contro la squadra navale del pretendente al trono Giovanni d'Angiò, svoltasi al largo di Ischia. Questa è Ischia con una vista, si vede benissimo però l'isola col castello aragonese. Il 7 luglio del 1465. Un trionfo databile al successivo 12 luglio e celebrato tra gli altri anche dal Pontano. Sappiamo bene che questa flotta vittoriosa vede il suo momento generativo nella conquista di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo. Come ci ricorda Irma Schiappoli, la sfortunata autrice di un volume ancora oggi prezioso sulla flotta aragonese, morta prematuramente sotto i bombardamenti nel 1942, non appena occupato il regno, cito, Alfonso ebbe la sensazione di doverlo prima di tutto proteggere e fortificare dalla parte del mare. Già nel dicembre del 1442 abbiamo notizia del suo desiderio di accrescere la flotta di ben 26 galere, desiderio che mise in atto facendo costruire le navi sia nella stessa Catalogna sia in Napoli. Fine citazione. Una preoccupazione ulteriormente accresciutasi con Ferrante che, sempre la Schiappoli, dedicò le migliori cure alla marina, cioè a uno dei più saldi presidi del regno. Questa vittoria navale fu conseguita nelle acque di un'isola minore, Ischia appunto, il cui possesso era determinante per il controllo del traffico marittimo in entrata e in uscita del Golfo di Napoli. E qua ovviamente tutti sappiamo dove è Ischia, ma ci mettiamo la lucetta sopra e puntiamo. E verso Gaeta. Gaeta è molto importante, ne abbiamo parlato poco fa. Gaeta, naturalmente, per quanto mi riguarda, è regnum, è stata scippata poi dalla Chiesa al Regno di Sicilia. È ben noto il valore strategico delle isole minori in un periodo in cui la navigazione rimaneva ancora fortemente legata al cabotaggio, ma per trattare dell'accrescersi della preeminenza napoletana sul Tirreno meridionale nel corso del 300 e soprattutto del 400 non mi occuperò se non incidentalmente di Ischia. Mi occuperò invece di un'altra isola minore, prospiciente alla costa settentrionale della Sicilia, e cioè Lipari. E qua abbiamo questa bella vista dall'alto di Lipari. Sarà il rapporto tra Napoli e Lipari il filo rosso di questa relazione, un rapporto di reciproca utilità che ha una ben precisa data di nascita, il 17 novembre del 1339, quando la flotta di re Roberto d'Angiò travolse nel mare di Lipari quella del regno isolano di Sicilia, il cosiddetto regno di Trinacria, facendo un gran numero di prigionieri, molti dei quali di alto rango. È un evento che destò notevole impressione tra i contemporanei, tra cui Boccaccio e Matteo Villani. Questa vittoria navale faceva immediatamente seguito alla dedizione dell'isola di Lipari agli Angioini, ottenuta in virtù di amplissime concessioni. Ebbene, non si tratta di una semplice tappa nella guerra tra i due tronconi del Regno di Sicilia generati dal Vespro, ma del momento di inversione del dominio marittimo tardo medievale del Basso Tirreno. Un punto di svolta che darà il predominio a Napoli dopo che per secoli era stato appannaggio dei principali porti della Sicilia, Palermo e soprattutto Messina. Un predominio siciliano che nemmeno l'accresciuto peso di Napoli sotto Federico II di Svevia e ancor più sotto Carlo I d'Angiò, la cui marina si giovò degli apporti dei cantieri di Amalfi e Positano, aveva significativamente modificato. Ma torniamo alla battaglia di Lipari, che segnava un punto a favore degli Angioini nell'estenuante guerra contro la dinastia aragonese isolana per la riconquista della Sicilia. Un complesso intreccio di opposti interessi rese in quel momento il possesso dell'arcipelago eoliano determinante per entrambe le parti in causa, favorendo una congiuntura che, opportunamente sfruttata dagli Angioini, determinò un vero e proprio cambiamento nell'assetto istituzionale dell'isola, e questo è un elemento fondamentale, che fu immediato, e degli equilibri di potere sul Basso Tirreno, i cui effetti invece si dispiegarono più lentamente nel tempo. Per Lipari nasceva un ordinamento amministrativo locale che finalmente, ridimensionata la giurisdizione del vescovo di Patti, legittimo signore feudale, ricordiamo che la diocesi nasce con i Normanni come diocesi di Lipari e Patti, e attuata la separazione e una diversa attribuzione di compiti e poteri, mise l'isola all'altezza di altre città del regno. Come ha scritto Maria Carmela Rugolo, scomparsa prematuramente e che si stava dedicando ai privilegi di Lipari e in prospettiva anche a una storia di Lipari, e quindi della quale io cerco di proseguire il lavoro,
Ha scritto Larugolo, proprio a seguito di quell'evento, a seguito cioè della battaglia che si combatté dopo lunghi mesi di estenuante attesa, durante i quali entrambi i contendenti ebbero modo di misurare le proprie forze e di cercare sostenitori che potessero contribuire al compimento di un'operazione dall'esito assolutamente incerto, proprio a seguito di tutto ciò era stato possibile ai Liparoti tessere una trama che permise loro al momento opportuno di passare in maniera spregiudicata dalla parte del vincitore. Dopo aver lungamente temporeggiato, fingendo di accogliere ora le proposte di Roberto, ora quelle di Pietro II, il re dell'isola di Sicilia, decisero infatti con una mossa di segno squisitamente politico di accettare le offerte dell'Angioino. Fine citazione. Roberto, conseguita la vittoria navale, ratificava i patti di resa, accogliendo le richieste dei Liparoti, decretando il passaggio al demanio regio e l'assegnazione della possessione della terra e del castello ai capitanei dello prefato re. I Liparoti ottennero il diritto di portare le armi per tutto lo riame dello signore re e, per coloro che si fossero distinti, la possibilità di essere accolti tra i familiares regi. Ottennero anche l'invio sull'isola di un magistrato di nomina regia per sovrintendere alle cause inferiori alle 10 onze, mentre per quelle di importo superiore ottennero il ricorso alla competenza del capitaneo generale della Calabria, in pressoché esti più impresso che Napoli. E qua veniamo a una lieve digressione. Queste sono le isole Eolie, ma non viste dalla Sicilia, sono viste da Tropea, cioè dalla punta, dalla parte più vicina della Calabria. Come si può notare, ci sono delle condizioni di luminosità, di luce particolari, penso che ci sia maestrale, si vedono benissimo e sembra di poterle toccare. Questo significa che quando la collega Burghera mi ha detto le Eolie in Calabria, o quando, come vedremo dopo, Epstein, che dir si voglia, scrive che le Eolie fanno parte della Calabria, non ha del tutto torto, soprattutto se si considera la navigazione di cabotaggio, perché la distanza che c'è per esempio tra Tropea e Lipari, la distanza che c'è tra Lipari e Termini Merese attuale, di cui parleremo dopo, è praticamente equivalente. Ma continuiamo. Tutte concessioni queste, date da Roberto, che toglievano Lipari dalla marginalità subita fino ad allora, aprendo nuove prospettive di crescita e che garantivano agli Angioini una salda testa di ponte di fronte alla Sicilia. Ricordiamo che conquistarono pure Milazzo temporaneamente e che Milazzo, per la sua morfologia, somiglia molto a un'isola e si è anche pensato di renderla un'isola scavando un canale, ma l'operazione era molto difficile. Quindi l'isola più vicina all'altra pseudo-isola, che poi perderanno però i napoletani. In sede locale, agli effetti conseguiti sul piano politico vanno aggiunti i miglioramenti economici e sociali derivanti dalla rilevante quantità di beni e denaro riversatisi sull'isola a seguito dell'intesa raggiunta. Indennizzo pattuito per gli edifici distrutti, da calcolare in misura doppia rispetto al valore originario. Contributo di 180 onze per la riparazione delle case danneggiate, autorizzazione a rifornirsi gratuitamente di materiale da costruzione nei boschi di Squillace, quindi ancora una volta in Calabria ovviamente, da trasportare a Lipari a carico della Corte, che si assumeva anche l'onere delle maestranze specializzate necessarie per eseguire i lavori, ma non reperibili in loco. Le maestranze, promessa di inviare entro un anno una quantità di frumento pari a una salma per abitante e di sostenere le spese di un presidio militare a difesa del castello, conferma di tutti i grazi e franchizi li quali avevano da Don Pietro, cioè da Pietro II, re di Sicilia, e di estendere i territori al di là del faro. Spostiamoci allora su Napoli e sui vantaggi conseguiti dal Regno Angioino, a cominciare appunto dall'avvio della definitiva inversione di controllo delle isole minori del Basso Tirreno, segnata lungamente dalla prevalenza siciliana, già prefigurata nel 1283, quindi immediatamente dopo il Vespro, poco prima che Ischia e Capri fossero conquistate da Ruggero di Lauria, l'incredibile, il fantascientifico ammiraglio per eccellenza del Medioevo e degli aragonesi, quando Pietro III d'Aragona aveva incitato gli abitanti alla ribellione promettendo viveri e forze navali. Il possesso di Ischia, Capri, Procida assicurava alla Sicilia il controllo del Golfo di Napoli e anche nei periodi di tregua l'imposizione di dazi sulle merci dirette a Gaeta. Era il coronamento, la conquista delle isole del Golfo di Napoli da parte dei siciliani, di due durissime sconfitte della flotta angioina, quella del giugno 1284, il 5 giugno, quando lo stesso erede al trono, Carlo lo Zoppo, fu catturato dalla flotta siculo-aragonese, e quella nella battaglia detta dei Conti del giugno 1287, quando una flotta angioina, composta da un'ottantina di navi, fu sbaragliata al largo di Castellammare e Sorrento da quella guidata da Lauria, con la cattura di molti nobili angioini, da cui il nome con cui la battaglia è passata alla storia.
Le trattative tra Angioini e Aragonesi, già alla fine del 1293, prevedevano la restituzione immediata al re di Napoli di Ischia e delle altre isole Citrafarum. E in base agli accordi conclusi il 30 ottobre 1295, cioè dopo la pace di Anagni, Re Giacomo d'Aragona, consegnò formalmente la Sicilia a Papa Bonifacio VIII con le isole ad essa adiacenti, mentre gli altri territori Citrafarum occupati durante la guerra dagli aragonesi, tra i quali Ischia, furono invece consegnati direttamente al Re Carlo, ma non l'isola principale dell'arcipelago napoletano, che passò sotto il controllo di Federico III d'Aragona, il Rex Electus dei siciliani. Quando gli Angioini tentarono di conquistarla, furono sconfitti il 20 ottobre 1296 dal Miles Pietro Salvacossa, entrato indisturbato nelle acque del Golfo di Napoli a bordo delle galee della flotta siciliana. Una prima inversione di tendenza del predominio siciliano deve ravvisarsi nella sconfitta navale subita dalla flotta siciliana il 4 luglio 1299 nelle acque di Capo d'Orlando. E qua ci vuole il puntatore, Capo d'Orlando è qui. Quindi siamo esattamente davanti alle Eolie, ancora una volta, ad opera della flotta aragonese angioina, perché a questo punto aragonesi e angioini sono alleati contro i traditori, diciamo così, siciliani. Però fu Ruggero di Lauria, passato al servizio di Re Giacomo, è diventato così nemico dei siciliani a vincere in verità. Quindi è sempre Ruggero di Lauria l'artefice delle vittorie. Intanto però Ischia, Capri e Procida passano al regno angioino di Napoli. Non è esattamente un successo napoletano, quanto piuttosto ancora una volta un successo di Lauria, le cui forze navali si concentrarono immediatamente a Ischia. La vittoria navale angioina si ripeté poi il 14 giugno 1300 al largo di Ponza, recentemente occupata dai siciliani. Anche Lipari e le Eolie, per la loro rilevanza strategica, avevano provocato una lunga contesa. I Liparoti, che nel 1287 avevano partecipato con una galea alle operazioni navali siculo-aragonesi condotte nel Golfo di Napoli da Ruggero di Lauria, nel 1313 e nel 1317 dovettero subire l'assalto e la devastazione da parte delle navi angioine. Ma solo la vittoria navale angioina del 1339 segnò, come si è detto, una decisa inversione di tendenza, anche se non si trattò di un risultato immediatamente definitivo. Nel 1347, infatti, Lipari fu temporaneamente riconquistata dai siciliani, ma fu una breve parentesi, perché se ancora nel dicembre 1350 veniva ingiunto ai Liparoti di prestare giuramento di fedeltà al re di Sicilia, Federico IV d'Aragona, di obbedire al viceammiraglio Corrado Doria dell'isola di Sicilia, e di non continuare a esercitare la pirateria contro i genovesi. Non mi dilungo sull'attività piratesca dei Liparoti perché quella sarebbe un'altra relazione. Solo un anno dopo, cioè nel 1351, il re fu costretto a revocare subito il castellano che aveva nominato per l'ostilità di un importante nobile siciliano, Vinciguerra Aragona, sotto la cui capitania le attività piratesche di Lipari prenderanno il sopravvento, e mentre le Eolie continuano a essere luogo di scontro tra angioini e aragonesi. Nel 1357 poi Vinciguerra e i Liparoti si schierarono con gli angioini che, guidati da Niccolò Acciaioli, per alcuni anni riuscirono a riconquistare quasi tutta la Sicilia. Lipari fu così definitivamente persa dal re siciliano che, nella speranza di recuperarla, concesse a vita capitania e castellania a Nolfo, un discendente di Giovanni da Procida, governatore in Sardegna, ma inutilmente. La restituzione di Lipari alla Sicilia, di conseguenza, divenne una richiesta pressante e fu una condizione preliminare nelle trattative di pace tra i due regni di Sicilia, uno lo chiamiamo di Napoli, ma tecnicamente è di Sicilia. In base al trattato del 1372 che ristabiliva la pace tra i due regni, con la subinfeudazione della Sicilia a Napoli, Lipari avrebbe dovuto tornare siciliana alla morte di Giovanna I d'Angiò, ma le travagliate vicende di entrambi i regni mantennero le Eolie sotto il controllo napoletano. Nel 1397 Martino d'Aragona chiese al re Ladislao di Durazzo la restituzione di Lipari e ancora nel 1402 il re di Sicilia cercò di avviare delle trattative in proposito, ma il pontefice napoletano Bonifacio IX, c'è lo scisma in quel momento, lo scisma d'Occidente, separando nel 1399 il vescovato di Lipari da quello di Patti, uniti fin dall'età normanna, avrebbe ulteriormente consolidato l'appartenenza delle Eolie al regno napoletano, scindendo l'ultimo legame istituzionale tra Lipari e la Sicilia. Nonostante vari tentativi di reintegrazione succedutisi nei secoli successivi, soltanto nel 1610, per un provvedimento di Filippo III, le isole Eolie tornarono a far parte amministrativamente del Regno di Sicilia Ultrafarum. Nonostante ciò, però,
la loro reincorporazione non fu accettata dal pontefice Urbano VIII, il quale dispose che la diocesi di Lipari fosse sottoposta direttamente a Roma ed escluse nel 1630 l'estensione ad essa dei poteri della legazia apostolica siciliana e quindi del tribunale della monarchia, perché Lipari non faceva parte della Sicilia. Fornì così il terreno più favorevole all'incidente giurisdizionale dal quale all'inizio del Settecento derivò tra Chiesa e Stato la famosa controversia liparitana, ulteriormente agevolata dall'ascesa al trono siciliano in seguito al Trattato di Utrecht di Vittorio Amedeo di Savoia. E qua ne vorrei approfittare, se il tempo me lo concede, ma sì, per dire una cosa da siciliano, e qua parlo soprattutto ad Antonio Musarra, che viene dai Nebrodi, a tutti coloro i quali sono stati sui Nebrodi. Le Eolie, ovviamente, intuitivamente, noi diciamo sono siciliane. Ebbene, io villeggio d'estate a Castel di Tusa, che è anche in quella zona. Le Eolie spesso ad agosto non si vedono, non ci sono. Perché se ci sono condizioni particolari di bel tempo, alta pressione, le Eolie non le vedi nemmeno dalle montagne, devi aspettare che cambi il vento. E quindi le Eolie sono e non sono siciliane, si vedono e non si vedono. Non è poi così strano dunque che le Eolie fossero, come dire, considerate territorio napoletano e non siciliano, perché la geografia appunto la costruiscono gli uomini e lo spazio, noi siamo ormai, come dire, soggiacciamo alle unità di misure napoleoniche che sono quanto di più astratto possa esistere nella storia, utilissime ormai, va bene, gli inglesi non si sono arresi però, ma in realtà la geografia si costruisce sull'uomo e anche le unità di misura. E torniamo, quindi mentre per tutta la seconda metà del Trecento l'attività prevalente dei Liparoti fu la pirateria, e fu dunque prevalentemente con la pirateria liparota che Napoli si giovò del controllo sulle Eolie, con l'assestarsi dei rapporti tra i due regni di Sicilia, i Liparoti si dedicarono sempre più intensamente ai commerci del Tirreno meridionale, sfruttando le esenzioni daziarie concesse loro da Giovanna II, da Carlo III e da Ladislao, valide però ovviamente solo per il regno angioino, perché sono tra angioini, diciamo, queste esenzioni. E infatti, se consideriamo il primo registro superstite del maestro Portolano del Regno Isolano di Sicilia, quello del genovese David Lercario, dell'anno indizionale 1407-8, il discreto numero di liparoti che caricano merci nei porti siciliani, e in particolare in quello di Termini, mi preme fare vedere dove si trova Termini, Termini è qui, va bene? Quello di Termini, dicevo, vi compaiono, ma in qualità di mercanti stranieri, dovendo pagare il diritto di tratta. Se prolunghiamo lo sguardo alla prima metà del Quattrocento, diventa comunque subito evidente la preponderanza della marineria liparota nei commerci con la Sicilia. Si tratta di un dato evidenziato da Bresch che nel 1986 scriveva: pardon, questo non c'entra niente, quindi ho sbagliato a fare, eccolo qua. Si svilupparono due marine subordinate. Intorno al 1350 i battelli liparoti e poi intorno al 1370 quelli maltesi iniziarono a frequentare i porti siciliani. I liparoti si specializzarono nel trasporto del grano tra Termini e il Valdemone, la Calabria e Messina. Quando iniziò la grande espansione dello zucchero palermitano si assicurò la rivitalizzazione dei trappeti a legna d'ardere. Questa zona del Tirreno garantiva loro un monopolio virtuale per i trasporti di 25, 30 e fino a 50 salme. I liparoti si insediarono stabilmente nei porti di Cefalù, Termini e Palermo, cosa che non mancò di creare problemi quando si riaccesero le tensioni tra la Sicilia e Napoli, perché teoricamente, scrive Bresch, e qua dimostra proprio il punto di vista siciliano, non sono teoricamente, sono sudditi di Napoli, non teoricamente. Questa predominanza era del resto già stata enfatizzata nel 1942 dalla Schiappoli, quando scriveva: numerosissimi altri documenti attestano la situazione di privilegio di cui godevano i cittadini di Lipari, situazione che mi riservo di fare argomento di un prossimo studio. Poi le bombe degli alleati hanno deciso di impedirglielo. Quindi la materia sembra delicata dal punto di vista scaramantico e quindi faccio gli scongiuri qui davanti a tutti perché me ne vorrei occupare, speriamo bene. Aggiungeva la Schiappoli che privilegi equivalenti furono concessi anche agli abitanti di Ischia e di Procida. Ma il deciso salto di qualità della presenza commerciale degli liparoti e specularmente della preeminenza napoletana nello spazio del Tirreno meridionale deve ascriversi all'iniziativa di Alfonso il Magnanimo, con la concessione di un privilegio fondamentale, emanato quando il Trastamara era stato adottato da Giovanna II e si trovava a Napoli e dintorni. Prima di trattare di questo privilegio, però, sarà bene contestualizzarlo, approfittando del testamento di un piccolo armatore marinaio napoletano. Eccolo qua.
Questo è il pezzo del testamento. Qua siamo Archivio di Stato di Termini Imerese, che è una sezione distaccata dall'Archivio di Stato di Palermo e che sta aperto un giorno al mese. Bisogna telefonare, andarci e fotografare come dei pazzi, perché poi non si potrà più tornare se non il mese successivo. Si tratta del testamento di un piccolo armatore marinaio napoletano, morto a Termini nel febbraio del 1421, che ci farà vedere quanto intensi e reciproci fossero gli scambi economici nel Tirreno meridionale, questa piccola marineria di cabotaggio. Il napoletano Antonio Scalzuni, che poi scopriremo chiamarsi anche Stortu o Storti, che è un cognome, ma anche Scalzone, attestatissimo a Napoli, in mancanza di consanguineo istituisce suo erede universale il concittadino Andrea Carlino, risiedente a Termini, e Carlino ci fa pensare però pure a Genova, ma qua mi fermo con l'onomastica, suo diletto e carissimo amico. Dichiara poi di dover ricevere da Tommaso di Brogna di Paola, quindi siamo in Calabria, 2 onze d'oro e 12 tarì per un prestito registrato in una scrittura di mano del debitore custodita dal mercante catalano Bernardo Blasco. Poi dichiara di dover ricevere da un abitante di Torre del Greco e risiedente a Palermo la restituzione di un prestito che afferma essere contenuto in una sua scrittura, consegnati per 11 tarì e 5 grani di gigliati, consegnati alla presenza di Antonello Turniaco, Domenico Turniaco, ritornato vetero della Scalia e Scalea in Calabria, marinai del testatore. Faccio notare che Turniaco è un tipico cognome campano, nonché di Maddalena di Roma. Era con loro questa Maddalena di Roma. Vabbè. Poi afferma di dover ricevere da Guglielmo della Scosa, per un mutuo di 6 tarì e 10 grani di gigliati, di dovere a un certo uomo di Ischia, del quale non ricorda il nome, 2 onze e 10 tarì, come da scrittura fatta tra di loro, e inoltre di dovere a Pietro di Napoli Sanzaro 9 onze d'oro di gigliati a causa di un mutuo e vendita di panni. Faccio notare, a proposito di quello che aveva detto Lombardo poco fa, che uno dei motivi per cui è più difficile studiare il mare è che spesso queste siano cose fatte a voce oppure carte private che è evidentissimo che si perdono facilmente, e questo falsa in maniera incredibile la nostra percezione del peso delle attività marittime, soprattutto quando si tratta di piccolo commercio, piccolo-medio commercio. Poi affermava di dovere a Tomao, mercante genovese, già capitano di Tropea, quindi in Calabria, 13 tarì per l'acquisto di un cappitello, e di dovere a Scannapapari, a causa dell'acquisto di vino, un tarì. Doveva al tesoriere della Chiesa Madre di Tropea un'onza d'oro per un prestito per il quale aveva lasciato impegno una giubba di colore blu foderata di tela, nonché 2 balestre genuische, una cinta, una tunica di colore blu, tunica che era del suo marinaio ritornato, e un cappuccio di panno. Afferma poi di possedere 8 onze d'oro, che sono quote di uno scifo, con 3 parti di corredo, mentre le rimanenti parti sono di Tomeo Pini, armiere. Infine istituisce suoi fedecommessi Antonio di Astuto di Napoli e il notaio di Termini, che roga il testamento. Il 7 febbraio, quindi è morto il marinaio, l'erede, Andrea Carlino di Napoli, abitante a Termini, nomina suo procuratore legale Antonio di Giovanni di Gaeta, perché si rechi a Paola per recuperare a suo nome da Giacomo Greco di Paola un'onza d'oro e 27 tarì di gigliati che un tempo il testatore doveva ricevere come da scrittura sottoscritta da Tommaso Broggio, giudice di Paola, e altri 5 testimoni. In soli 2 atti abbiamo visto materializzarsi una sorta di Repubblica del Mare che vedeva Lipari, se non morfologicamente, Lipari non compare qua, ma il porto, diciamo, preferenziale dei Liparoti è Termini, quindi ricompare attraverso Termini, se non morfologicamente, di certo funzionalmente al suo centro. A questo proposito vorrei ricordare che negli stessi mesi, a Termini questa volta, Tomeus de Bonfiglio, Nicolaus Falanga e Anfuso Coppola, cittadini di Lipari, riconoscono di dovere 23 onze a un personaggio importante locale. Faccio notare i cognomi. Bonfiglio è un cognome attestatissimo a Messina, Falanga, che è chiaramente campano, e Coppola, qua non so se ci sia una parentela o meno col principe di Sarno, quello che poi verrà condannato a morte dopo la congiura dei baroni, ma Coppolo è un cognome diffusissimo a Lipari e anche a Palermo di marinai, di gente che commercia con le navi, e la stessa è il Coppola di Napoli naturalmente. E veniamo alla decisiva intuizione di Alfonso il Magnanimo, che il 18 luglio 1421 equipara i Liparoti agli abitanti del Regno di Sicilia ultrafarum, con l'auspicio che possano tornare sotto il dominio del Regno isolano. Lo fa, in quel momento è adottato da Giovanna, ma è anche il re di Sicilia, che ormai è diventato vicerregno, quindi può
tranquillamente concedere ai liparoti, visto che è adottato, il diritto di essere equiparati ai siciliani. Con un atto successivo, considerando che gli abitanti delle varie città della Sicilia godevano di privilegi diversi tra loro, stabiliva che i liparoti fossero equiparati ai messinesi, usufruendo dei privilegi loro concessi a Palermo, quindi hanno i diritti dei messinesi a Palermo. Alfonso inoltre stabilisce di essere informato su ogni contravvenzione alle disposizioni, come da lettera firmata presso Gaeta il 31 agosto 1422. Il 31 maggio del 23 poi il sovrano annullava qualunque sua disposizione precedente lesiva dei privilegi concessi ai liparoti. Queste norme entreranno in vigore in Sicilia dal 1 settembre della seconda indizione, 23, dopo l'approvazione del viceré di Sicilia speciale, che le aveva ricevute dagli ambasciatori lipari Ruggero de Salpa e Antonio de Bonfiglio. Con atto datato al giugno 1423, in cui si ripercorre tutto l'iter del privilegio, queste sono copie, questa è una copia seicentesca, perché tutti i privilegi lipari furono distrutti da Ariadeno Barbarossa quando distrusse Lipari e catturò tutta la popolazione verso il 1540. Ma si trovano copie anche quattrocentesche degli atti di cui abbiamo parlato negli archivi palermitani, naturalmente. Benissimo. Il 22 ottobre, quindi in immediata successione alla concessione dei privilegi ai liparoti, 22 ottobre 1423, il Magnanimo concedeva ai Gaetani i medesimi privilegi concessi agli Eoliani, equiparandoli nei commerci dell'isola di Sicilia ai messinesi. L'atto sarà registrato a Palermo dal viceré speciale l'8 gennaio 1424. Come è stato osservato da Epstein, con queste disposizioni Alfonso intendeva creare una zona franca tirrenica per i commerci di prodotti agricoli e manufatturieri tra i due regni e nel caso dei liparoti indurli a tornare a far parte del regno isolano di Sicilia, perché lì c'è scritto vi do questo diritto nella speranza che possiate tornare siciliani quanto prima. E in effetti da questo momento i liparoti, almeno dal punto di vista daziario, erano siciliani, anzi più precisamente messinesi. I liparoti continueranno a vedersi confermare questo privilegio da Alfonso e dai suoi successori, siciliani e napoletani, ma, a differenza da quanto prospettato loro dal Magnanimo, rimarranno sudditi di Napoli, opzione più vantaggiosa del ritorno alla giurisdizione del regno isolano di Sicilia, come vedremo tra breve, tanto per i liparoti quanto alla fine anche per Alfonso e per i futuri sovrani napoletani, perché consentiva il controllo politico di un'isola immediatamente adiacente alla Sicilia. Non va dimenticato, infatti, che sin dal primo momento della conquista di Napoli, Alfonso deliberò di lasciare il mezzogiorno d'Italia al figlio Ferrante, mantenendolo al di fuori dei domini della Corona d'Aragona. Lo spazio commerciale tirrenico, invece, del quale abbiamo toccato con mano la consistenza attraverso il testamento del piccolo armatore napoletano, doveva continuare a essere unitario. Epstein, infatti, ci ricorda che il Magnifico concesse un certo numero di esenzioni a dazi alle città del Regno di Napoli. Vabbè, l'abbiamo già detto e quindi questo lo salto. Il 13 agosto 1445 i liparoti si vedono approvare da Alfonso V, ormai padrone di Napoli, altri privilegi, che sono il diritto di estrarre gratuitamente frumento dalla Sicilia per uso della dicta citati, cioè solo per far vivere i liparoti, non oltre, ma soprattutto dallo Carricaturi di Termini, Cifalù e dallo Castello della Roccella. Ricordiamo che il Castello della Roccella era detenuto dai Ventimiglia e ci ricolleghiamo alla specularità con la Liguria, ma questa sarebbe un'altra relazione. E in più si lamentava, chiedevano che le autorità calabresi di Paola, Fiscaldo e San Lucido, d'accordo, no, San Lucido, non esigessero da chi comprava le merci ai liparoti che pagassero il dazio, cioè siccome i liparoti erano esenti, che facevano le autorità calabresi? Facevano pagare a chi comprava il grano, per esempio, che gli vendevano i liparoti. Giustamente i liparoti dicono, ma in questo modo noi paghiamo la tassa lo stesso, o comunque non vogliono commerciare con noi perché non gli conviene. E Alfonso ordina alle autorità calabresi di non imporre questo dazio indiretto e scorretto. Né le cose cambieranno con Ferrante a Napoli e Giovanni II in Sicilia dopo la morte di Alfonso. Anzi, è del luglio 1458, cioè di solo meno di un mese dopo la morte del Magnanimo, una serie di privilegi concessi da Ferrante ai liparoti, illuminanti sull'importanza commerciale e marinara degli Eoliani. Soprattutto se si considera che appena sceso al trono Ferrante aveva revocato i privilegi concessi ad altre città del regno. Quindi il rapporto Lipari è importantissima. Ferrante confermava tutte le esenzioni per i liparoti, le sanzioni per gli ufficiali
E anche in questo caso i liparoti si lamentavano di alcune vessazioni, dalle quali si deduce che i liparoti sono stabilmente collocati anche a Gaeta e commerciano pure con l'interno del regno. E ieri ne parlavo con Villanti, che mi ha detto di aver trovato un liparoto addirittura a Ragusa, Dubrovnik se non sbaglio. E questo sarebbe un lavoro incredibile e addirittura inimmaginabile. Diciamo immaginabile se si considera che privilegi hanno i liparoti, perché veramente sono come Malta per Ryanair oggi, non so se mi spiego, è tanto per capirci velocemente. Salto il dettaglio dei privilegi, ma ne voglio menzionare uno che ha a che fare con la dimensione marinaresca dei liparoti. Sua Maestà, quindi Ferrante, sempre nel 58, conceda graziose, chiedono i liparoti alla dicta città, che quando Sua Maestà armasse galera reale, la debbia armare di uomini di lipari, come sempre ave fatto lo serenissimo signore re di gloriosa memoria suo padre, e la dicta città possa portare sopra le loro arme le corona reale, attento alla loro fedeltà, come la città di Gaeta. Ricordiamo a tale proposito che il motto della città di Lipari, che c'è ancora nello stemma di Lipari, proprio per concessione di Ferrante, era ed è tuttora per troppa fedeltà Porto Corona. Lo stemma è la città turrita con tre case sopra per troppa fedeltà Porto Corona. Potremmo continuare, ma il tempo è finito in verità. Per cui mi sposta un registro del maestro Portolano dell'isola di Sicilia del 1460-61, dal quale si evince con chiarezza il peso commerciale dei liparoti. Le esenzioni daziarie dovevano riguardare solo il vettovagliamento della città di Lipari, ma se guardiamo al quantitativo complessivo caricato dalle navi di Lipari nel solo porto di Termini, a meno di non immaginare una popolazione di 100.000 abitanti e più sull'isoletta delle Olie, diventa evidente che il grano caricato veniva venduto un po' in tutto lo spazio tirrenico, perché le salme imbarcate a Termini nel 60-61 assommavano a 2.382 tumoli, un quantitativo di tutto rilievo che affiancava il volume di traffico dei liparoti a quello di genovesi e catalani. E qua si apre il discorso su quanto in verità incidesse questo piccolo commercio, quello che Breschi chiama subalterno, ma che è subalterno semplicemente perché chiaramente il commercio genovese e quello catalano, come dire, hanno un maggior prestigio ed evidentemente anche un maggior peso storiografico, ma non così da sovradimensionare rispetto a questo che è misconosciuto. Non è un caso quindi che quando Filippo III di Spagna nel 1610 deliberò di riportare Lipari sotto la giurisdizione siciliana, la motivazione principale di questa scelta, espressamente scritta al viceré di Sicilia, fosse che la permanenza di Lipari sotto il dominio del Regno di Napoli, cito dalla lettera di Filippo III, risultava a gran discapito al mio servigio, perché di ordinario estraevano più frumento di quel che era bisogno, ed intendevasi ancora che lo negoziavano e si avanzavano a rubare coi loro vascelli quel che incontravano poco custodito, cioè continuavano a fare i pirati, e ne seguivano altri inconvenienti che cesserebbero mettendo l'isola sotto la giurisdizione e distretto di codesto regno, cioè del regno dell'isola di Sicilia. Dopo 250 anni, superate da tempo le esigenze di dominio marittimo napoletano e in un contesto travagliato da una gravissima crisi economica come quello dei domini iberici in Italia e da una prospettiva quindi spagnola e imperiale, i reciproci vantaggi tra Lipari e Napoli erano definitivamente venuti meno. Grazie. Cari colleghi, facciamo una pausa, penso sì, per il caffè. Dico solo due parole, scusate. Allora, c'è questa pausa, poi ci sono le due relazioni successive e alla fine facciamo le discussioni. Allora io mi scuso di nuovo, però purtroppo devo verso le 17 devo andare via e quindi alla fine di tutto erano previste discussioni e conclusioni, ma in realtà i conclusioni sarebbero stati i saluti finali, quindi mi permetto di farli adesso con un po' di anticipo. Perché poi non ci sarò, ringraziandovi veramente molto per la partecipazione e per, mi pare, come dire, queste giornate e mezza di lavori che sono stati sia intensi ma anche molto alti qualitativamente e quindi vi ringrazio per questo, dicendovi già che appunto vi verrà proprio abbastanza presto nella tradizione dell'istituto chiesto poi di mandare il testo per gli atti. E quindi ecco, un po' in anticipo, scusandomi di nuovo per questo, io porto i saluti dell'istituto e vi ringrazio molto per la vostra partecipazione.
E però continuiamo. Adesso ci sono appunto, c'è una piccola pausa.